Entravano in negozi e aziende incuranti di tutto, come in questo caso un assalto l'estate scorsa a un'ottica di Fossalta di Portogruaro, trasfertisti della notte, rapidi e molto dannosi, componenti della banda bloccata dai carabinieri, 5 gli arresti eseguiti nelle ultime ore tra la provincia di Bergamo e Vicenza, tutti romeni ben conosciuti alla giustizia, residenti nel bergamasco, senza fissa dimora, con una lunga serie di arresti ed espulsioni alle spalle. Uno dei fermati di arresti ne ha collezionati 5, di espulsioni 4, 22 i colpi accertati negli ultimi mesi, oltre 1 milione di euro tra refurtiva e danni ad aziende e negozi. Questo gruppo proprio colpiva in maniera sistematica attività produttive e le colpiva non limitandosi a portare via oggetti riguardanti le suppellettili, ma le strutture operative di quelle aziende. Assalti messi a segno in tutto il nord Italia in successione rapidissima. In Veneto, tra il Portogruarese, Verona e Vicenza, nella notte tra il 6 e il 7 gennaio, derubata la centrale idroelettrica in costruzione a Gemona del Friuli. Arraffavano di tutto: occhiali, cavi elettrici, rame, macchinari specializzati e furgoncini. Un'operazione nata dall'individuazione di un'Audi sospetta nelle giornate che precedevano i colpi e dal fermo in un parco di Portogruaro di un romeno che fingeva di fare footing, in realtà stava compiendo un sopralluogo con in tasca una bomboletta di Teflon per facilitare l'estrazione del rame. Difficili da individuare i componenti della banda, uno dei quali ha tentato di fuggire sui tetti dopo essere stato rintracciato all'alba al termine di una nottata di furti. La difficoltà era che riuscivano nel giro di breve a colpire la Liguria, poi la Lombardia, poi a tornare sul Veneto e poi il Friuli. Indagini che vanno avanti, già 4 gli imprenditori, tutti italiani, denunciati per la ricettazione del materiale proveniente dai furti.